Già l'oggetto parla chiaro, provvedimento di utilizzo degli immobili già sedi dei soppressi tribunali. Tra questi spicca il nome di Bassano. Il documento urgentissimo, peraltro, su carta intestata del Ministero della Giustizia, toglie ogni speranza. Il Tribunale di Bassano chiuderà. Concessi 2 anni di tempo per smaltire le controversie civili ordinarie, quelle di lavoro e poco altro. 2 anni, dopo i quali, per il Ministero della Giustizia, per il Tribunale di Bassano non ci sarà futuro. Non è dello stesso avviso il presidente della regione Luca Zaia, che è pronto a dare battaglia. Noi la battaglia continuiamo a farla. Vogliamo vederci un dato che è quello che comunque non si chiude domani mattina. Vogliamo approfittare di questo varco per tenerlo aperto fino in fondo. Sul Tribunale di Bassano non è disposto a trattare. Questa è la linea del Piave, lo confermo. Bassano non deve essere svuotato, Bassano deve restare procura, Bassano deve essere tribunale civile, penale e non semplicemente dire a Bassano occupati delle 3 scartoffie che hai aperte e poi via tutto. La giustizia di Bassano, continua Zaia, può contare su un tribunale virtuoso. Bassano non è un tribunalino, a Roma lo capiscano bene. Bassano è un tribunale che evade le sue cause civili in 2 anni e mezzo. Questo è quello che dobbiamo ricordare a tutti. E se tutta Italia evadesse le cause civili in 2 anni e mezzo, come a Bassano, avremo una competitività anche rispetto ai capitali stranieri e attrattività che sarebbe unica. Il presidente del Veneto dunque è pronto a dar battaglia, mentre i politici locali sembra proprio abbiano già deposto quelle armi che, a dirla tutta, non hanno mai imbracciato.